Comando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale, puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno anche in regia al nostro Federico Borsari, come sempre ineccepibile, indispensabile. È sabato 25 marzo, sono le 8.02 e prima di cominciare la nostra rassegna stampa, come al solito, diamo un'occhiata all'agenzia ANSA, naturalmente, alle notizie principali di questo momento, ma prima ancora bisogna che ci soffermiamo, a volte sfuggono le cose essenziali, le cose fondamentali. Per esempio, voi ci avete pensato che oggi, 25 marzo del 2023, è un giorno eccezionale? Perché? Per il semplice motivo che non c'è mai stato prima nella storia dell'umanità un 25 marzo del 2023. È una cosa magica. Che è esattamente ciò che cercheremo di fare anche stamattina in rassegna stampa. Andiamo a vedere subito le notizie dell'agenzia ANSA. Allarme per Zaporizhzhia, Ucraina, si rischia una nuova Fukushima. Purtroppo l'allarme non è stato lanciato solo una volta, ma più di una volta. Monito degli Stati Uniti, intanto se la Cina arma Putin sarà la guerra mondiale, così en passant. Dagli Stati Uniti arriva questo monito: se la Cina arma Putin sarà la guerra mondiale, se l'Occidente arma Zelensky no, va bene. Podolyak all'ANSA, dal governo ucraino, fa sapere Meloni capisce il dolore degli ucraini. La minaccia di Medvedev, l'ex presidente russo, potremmo arrivare fino a Kiev e a Leopoli. Biden commenta di nuovo attacco a membro NATO e attacco a tutti. Pechino non ha fornito armi a Mosca. Così l'ANSA sintetizza, c'è poco da scherzare, altro che magia. La Premier intanto ricuce con Macron, la Premier italiana, Giorgia Meloni. L'Italia può dirsi molto soddisfatta del vertice europeo, ha detto Meloni, riassumendo i temi affrontati a Bruxelles. Sui migranti c'è stato un cambio di passo. Le banche, parliamo di un sistema i cui fondamentali sono stabili e solidi, quello italiano, non mi pare ci siano particolari preoccupazioni. Così l'ANSA riassume le parole di Giorgia Meloni. E poi c'è un'altra polemica di giornata: uccisi perché italiani, ANPI e opposizioni attaccano Giorgia Meloni, che ha parlato per l'anniversario dell'eccidio delle fosse ardeatine di 335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani. Replica l'Associazione Nazionale dei Partigiani, l'ANPI, le vittime italiane, ma antifasciste. Da Bruxelles la Presidente del Consiglio risponde: li ho definiti italiani, gli antifascisti non lo sono? Una polemica fresca di giornata, mentre in Forza Italia Barelli è il nuovo capogruppo alla Camera. Per il momento Ronzulli resta al Senato, ma perde la Lombardia. Cattaneo, che è stato destituito dalla carica di capogruppo alla Camera per Forza Italia, l'ex sindaco di Pavia, Cattaneo appunto, sarà vice coordinatore nazionale. 7 i nuovi coordinatori regionali. E boom di arrivi dalla Tunisia, affonda un barcone, 34 dispersi. Mattarella monita sul PNRR, è il momento di muoversi, dice il capo dello Stato, peraltro italiano.
un paziente torna a vedere grazie a un autotrapianto, un intervento straordinario alle Molinette, l'ospedale di Torino, totalmente cieco per 2 diverse patologie. Ha recuperato parzialmente la vista grazie all'autotrapianto dell'intera superficie oculare, cornea, una parte di sclera e la congiuntiva da uno dei suoi occhi. Torna a vedere grazie all'autotrapianto alle Molinette di Torino, l'equipe che ha eseguito questo straordinario intervento. Von der Leyen andrà in Cina con Macron a inizio aprile. Su Capitol Hill gli ex collaboratori di Trump dovranno testimoniare. Scrive ancora l'agenzia ANSA. Poi torniamo all'Italia. Super bonus, avanti sui crediti incagliati, prende forma la soluzione ai crediti super bonus e altri bonus edilizi rimasti incagliati col decreto che ha bloccato le cessioni. Questa soluzione passa anche per gli F24. Lunedì il voto in commissione. Medico trovato morto in Basilicata, si indaga per omicidio, il corpo presenta ferite da colpi di arma da fuoco. Morto Gordon Moore, cofondatore del colosso Intel, ideatore della teoria sull'evoluzione tecnologica dei chip per computer, è morto a 94 anni. Bersani rientrerà nel PD, ma dice lui in punta di piedi. E poi Fratelli d'Italia, stop al reato di tortura, nuovo scontro sulla giustizia, protesta delle opposizioni, l'oggetto è una proposta di legge per abrogare il reato di tortura. Daria Cucchi si appella al presidente Mattarella. La Pidina Malpezzi osserva Meloni vuole colpire i diritti umani, è così stupida, Giorgia Meloni, lecito avere dubbi. Intanto Re Carlo rinvia la visita, ancora protesta in Francia, il bilancio del ministro dell'interno Darmanin negli scontri di ieri. In Francia 457 fermi, 441 feriti tra le forze dell'ordine. Il re d'Inghilterra rinvia la visita. Dalla cronaca ancora, invece, siamo in quel di Roma, di nazionalità nigeriana, muore per una circoncisione a casa un bimbo di 20 giorni. È arrivato privo di vita all'ospedale di Tor Vergata a Roma. Il decesso forse legato a una circoncisione rituale. Cospito al 41 bis in ospedale, così dice la Procura di Milano, dando parere negativo ai domiciliari. I giudici hanno 5 giorni di tempo per depositare il provvedimento e dovranno valutare se lo stato di salute del cospito sia o meno compatibile con la detenzione. Tanto la Cina attacca il divieto americano di TikTok e una persecuzione politica xenofoba. Poi c'è il re dei cretini che si è tuffato in acqua a Venezia, purtroppo è rimasto vivo dalla cima di un palazzo. Il sindaco di Venezia dice che bisognerebbe dargli un bel sacco di pedate. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA. C'è una notizia che soltanto Libero e Il Tempo mettono in giusta evidenza, perché c'è un signore, si chiama Matteo Salvini, ha fatto il ministro dell'interno, è finito a processo per aver fatto il suo lavoro. In estrema sintesi, mettiamola così, poi naturalmente i compagnucci della parrocchietta non la pensano così. Poco importa, la ONG ha mentito per incastrare Salvini al processo Open Arms, nell'aula bunker dei mafiosi viene processato il ministro Salvini. Il processo Open Arms a Palermo, l'equipaggio scrisse che la nave imbarcava acqua e i migranti rischiavano la vita. Tutto falso, lo conferma anche l'accusa. Se ne occupa Pietro De Leo sul quotidiano Libero e anche sul Tempo di Roma. Qualcosa non torna nel comportamento della nave Open Arms. L'argomento è il salvataggio di un barchino migranti agosto 19 Mediterraneo, vicenda al centro del processo che vede imputato a Palermo il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, all'epoca dei fatti ministro dell'interno, a cui vengono contestati sequestro di persona, rifiuto d'atti d'ufficio per aver dato lo stop allo sbarco in Italia di migranti che la nave ONG aveva accolto. Ebbene, alcuni elementi emersi nell'udienza di ieri, che si è svolta nell'aula bunker del Lucerdone a Palermo, sollevano molti interrogativi circa i movimenti della ONG. Uno fondamentale si ricava dalle testimonianze di Renato Megazzù e Dario Megna, consulenti dei pubblici ministeri. I due esperti dell'accusa, peraltro del PM, secondo quanto riferito da fonti vicine all'imputato Salvini, hanno chiarito che il barcone su cui la ONG è intervenuta non stava imbarcando acqua. Però la nave dell'organizzazione, il 1 agosto, con una mail, denunciava l'esatto contrario e lo stesso veniva annotato sul diario di bordo. L'imbarcazione di legno sta imbarcando acqua, c'era scritto. Tutto ciò, osservano dalle parti della difesa di Salvini, non era vero, parola di consulente dell'accusa. È un dato certamente rilevante perché configurerebbe la descrizione da parte dell'ONG di una particolare emergenza che invece non c'era.
Poi c'è un altro dato e risiede nella testimonianza del capitano di corvetta Stefano Oliva, comandante del sommergibile, che il 1 agosto 19 intercettò la Open Arms. Poi la seguì e la monitorò per 17 ore. Sulla nave ONG, spiega il capitano Oliva, ci siamo imbattuti casualmente, era fra le imbarcazioni monitorate con periscopio sonar radar con tutti i sensori a bordo, non c'era mai stata segnalata prima della notte del 1 agosto. L'abbiamo segnalata alla nostra centrale operativa sommergibili, la seguono per 50 miglia, a un certo punto la Open Arms cambia rotta, aumenta velocità. Il capitano spiega che era più veloce del sommergibile. Siamo arrivati sul luogo del soccorso quando erano già iniziate le operazioni di trasbordo migranti. Sull'aumento di andatura repentino, ha detto ancora il capitano, non ci tornava che Open Arms dal pattugliare a 4 nodi improvvisamente si dirigeva verso ovest a velocità sostenuta. Siamo andati a investigare questo comportamento, a cosa fosse dovuto. Abbiamo fatto riprese fotografiche, audio-video con telescopio e antenna di comunicazione. Il sottomarino ha captato la comunicazione in lingua spagnola, l'abbiamo inviata alla centrale operativa senza analisi. Peraltro, sulla presenza del sommergibile, Open Arms ha presentato un esposto contro l'equipaggio per omissione di soccorso. Ma il capitano di corvetta Stefano Oliva sul mancato intervento spiega: un sottomarino non è un mezzo idoneo per fare questi soccorsi in condizioni di necessità. Il sottomarino deve riferire alla centrale per effettuare un soccorso. Se c'è gente in acqua, può emergere e dare i gonfiabili. Quanto allo svolgimento del salvataggio di Open Arms, si è avvicinata, ha messo la scaletta, ha fatto salire tutti a bordo, dal barcone al gommone e poi dai gommoni alla nave. Prima di fare questo salvataggio hanno consegnato i giubbotti. Salvagente, gli elementi raccolti dal sottomarino assieme ad altro materiale che comprende le chiamate di alarm phone, i rilevamenti aerei, hanno fatto parte di una perizia della difesa di Matteo Salvini, svolta da 2 consulenti ex ufficiali della Marina Militare. La ricostruzione consente di sostenere la tesi secondo cui quello di Open Arms non sarebbe stato un salvataggio casuale in sostanza, ma un'iniziativa in appoggio agli scafisti, tanto più considerando che il barchino non sarebbe stato in reale pericolo. Al termine dell'udienza, l'avvocato Giulia Bongiorno, difensore di Salvini, ha osservato come sia stato assolutamente decisivo l'intervento in aula di questi testimoni. Hanno evidenziato quello che diciamo da tempo, ha sintetizzato Bongiorno, ovvero Open Arms in realtà non si è imbattuta occasionalmente nella piccola imbarcazione con i migranti, ma da una serie di elementi viene fuori che ha avuto indicazioni precise dove avrebbe potuto individuare. Credo che questo sia importante perché dimostra la legittimità del provvedimento di divieto emesso sulla base delle anomalie. Salvini ha commentato: mi sembra che stia emergendo tutto con estrema chiarezza. Pur di incastrare Salvini, le ONG fecero carte false. L'equipaggio scrisse che la nave imbarcava acqua e i migranti rischiavano la vita. Non è vero, lo conferma anche la perizia dell'accusa. Luigi Frasca se ne occupa sul Tempo di Roma, sugli altri quotidiani trovate praticamente nulla di tutto questo. I testimoni di Salvini sbugiardano la ONG. La barca non era in pericolo, anche i testimoni dell'accusa, per la verità, i consulenti, come abbiamo visto. Il comandante del sommergibile che ha seguito il natante dice: non siamo attrezzati per attività di soccorso. La nave arrivò precisamente nel punto in cui si trovavano i migranti. Insomma, erano d'accordo con gli scafisti. Questo sta emergendo. Prima di andare alle altre notizie, alle prime pagine, c'è una bellissima cafonata della quale dare conto. La partita di calcio Italia-Inghilterra è stata preceduta dai 2 inni. Gigi D'Alessio e Clementino hanno cantato l'inno di Mameli, diciamo all'altezza della situazione. Sentite qua che roba meravigliosa. Canto degli italiani, Gigi D'Alessio con Clementino. Falla...
Questo qua è l'inno d'Italia, quello vero, quello che andrebbe inserito correttamente sugli altari della Repubblica Italiana. Comunque, se l'Italia non ride, anche la Francia piange. Macron non ne imbrocca più mezza, scrive Dago Spia, fa il giro del web. Presidente francese che in diretta TV parla di sacrifici necessari, critica le proteste in piazza contro la riforma delle pensioni indossando un bello orologiazzo da 80.000 euro, il cafonazzo, a proposito di cafonerie. A un certo punto si deve essere accorto della figura di merda, scrive Dagospia, e si è sfilato il prezioso orologio nascondendo le mani sotto il tavolo. La scenetta è diventata subito virale perché si capisce che Macron mette le mani sotto al tavolo per sfilarsi l'orologio da 80.000 euro. Una figura di palta memorabile. I francesi in rivolta contro Macron, sul quotidiano nazionale l'intervista all'economista e anche psicanalista, le due qualità viaggiano abbinate, scrittrice francese Corinne Mayer. Non è pigrizia, vogliamo vivere, dice l'economista e psicanalista. Il presidente Macron si comporta come un capo d'azienda altezzoso, ma sta perdendo la battaglia, non è riuscito a convincere nessuno. Come potrà governare altri 4 anni? Così sul quotidiano nazionale. Intanto andiamo a vedere rapidissimamente le prime pagine dei quotidiani di oggi. Avvenire apre con Tunisi, uscita di sicurezza. Che cosa vuol dire? Missione europea per stabilizzare la Tunisia, cercare di fermare gli imbarchi. Tra soccorsi e sbarchi arrivati in 3.200, scrive il quotidiano di ispirazione cattolica. Il Consiglio europeo si chiude senza novità sostanziali se non l'attenzione dichiarata alla Tunisia, la nazione nordafricana. Disgelo tra Meloni e Macron e per il resto è stato tutto un bellissimo bla 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 a Bruxelles. L'ONU accusa Mosca e l'Ucraina per le esecuzioni di prigionieri. Parte una carovana umanitaria di associazioni cattoliche, scrive Avvenire in prima pagina. E poi carceri violente, Fratelli d'Italia vuole cancellare il reato di tortura. Per Siria e Turchia devastate, domani la colletta nazionale, la Chiesa cattolica raccolta in solidarietà con le popolazioni colpite dal terremoto e dalle alluvioni, scrive Avvenire. Lasciamo Avvenire, andiamo a vedere il Corriere della Sera. Apertura del Corriere, titolo principale dedicato alle borse che vanno a picco. A causa delle banche, il crollo di Deutsche Bank trascina i mercati europei. Milano perde il 2,2%, la Banca Centrale Europea con la Presidente Lagarde si dice pronta a intervenire, il sistema è solido. Il cancelliere Scholz a sua volta dice nessun timore, nessuna paura. Meloni soddisfatta sul piano migranti, ricuce con Macron, c'è voglia di collaborare. Mattarella cita De Gasperi, l'Italia si metta alla stanga, il richiamo di Mattarella sul PNRR, la pernacchia europea. È il momento per tutti, a partire dall'attuazione del PNRR, di mettersi alla stanga, dice Mattarella, citando De Gasperi per spronare il Paese sugli impegni per il piano di ripresa e resilienza. L'intervento alla conferenza nazionale delle Camere di Commercio a Firenze. Poi scossone in Forza Italia, via Cattaneo, Ronzulli ridimensionata, l'autotrapianto di Torino. E un'altra roba che va forte oggi dalla Florida, una lezione d'arte sul David di Michelangelo a Tallahassee, Florida, e una preside ha censurato il tutto perché il David di Michelangelo è nudo, ci vorrebbero le mutande. Il braghettone, ve lo ricordate, quello che ha messo le mutande agli affreschi della Cappella Sistina. Lasciamo il Corriere della Sera e andiamo a vedere il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura è sui famigli d'Italia. C'è anche De Mita Junior che va col ministro dello sport a Bodi e l'amica di Fratelli d'Italia in Rai, una tizia sarda che vogliono piazzare lì. Gianbruno, compagno di Meloni al convegno del governo, casa e bottega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, vuol cambiare le regole Forza Italia per un trombato calabrese, l'imperterrito gentile, si chiama così. Padre e figlio, mentre le borse affossate da Deutsche Bank e la Francia in lotta, Macron perde pure il re Carlo III in taglio alto. L'ONU che denuncia soldati prigionieri uccisi da russi ma anche da ucraini. Il reportage da Donetsk. Il PNRR, il pernacchione europeo, con debito peraltro incorporato da 120 e passa miliardi, pagheremo noi, pagheremo tutto. Il PNRR è pieno di buchi e di ritardi. Anche Mattarella sferza il governo Meloni, che certamente è in affanno, però si domanda quasi correttamente il Fatto Quotidiano, siamo sicuri che Draghi abbia lasciato tutto a posto? E sempre dalla prima pagina del Fatto, Salvini, piazzista di ponti, parte a caccia di lontre, le nuove ossessioni, per scoprire il tutto a pagina 18.
mentre degno di interesse è l'articolo di Marco Travaglio e il pezzo di commento, l'articolo di fondo dedicato all'Uranio Fan Club. L'uranio sarà anche impoverito, ma il suo fan club non fa che arricchirsi. Dopo il duo Caprarica-Fubini, giovedì a Piazza Pulita ne parlavano Vittorio Emanuele Parsi e Francesca Mannocchi. Invano Corrado Formigli ricordava la strage infinita di soldati in missione all'estero, mentre quelle dei civili possiamo solo immaginarle. Intervistava Sigfrido Ranucci sui bombardamenti anglo-americani a Fallujah, Iraq col fosforo bianco, e con Padellaro e Negri notava il doppio pesismo del tribunale dell'Aia che vuole arrestare Putin dopo aver dormito sonni profondi sulle stragi occidentali da uranio impoverito e da fosforo bianco. Ma ora che l'uranio impoverito lo donano generosamente gli inglesi agli amici di Kiev, non riesce proprio a indignare né Parsi né Mannocchi. Sì, certo, spiegava Parsi, agli ucraini va raccomandato di non raccogliere queste cose senza cautela, perché potrebbero essere pericolose e financo avere controindicazioni, tipo l'aspirina, ma non hanno nessuna capacità di escalation, quindi sta a noi decidere se vogliamo fare l'agenda dei russi o la nostra. Ovvio che è meglio la nostra, anche se è difficile distinguerla da una cartella clinica di oncologia. Mica possiamo darla vinta a Putin rinunciando a sterminare un po' di ucraini con un po' di uranio. Padellaro osservava che la parola uranio allarma vieppiù l'opinione pubblica per un'escalation, senza sbocchi né strategie. Francesca Mannocchi metteva su l'arietta di Parsi. Queste cose spettano ai decisori e non certo all'opinione pubblica che non ha lucidità. A noi pare l'opposto, conclude Travaglio, ma non essendo decisori non siamo lucidi. Invece il lucido Parsi spiegava che i giudici dell'Aia applicano la legge in ossequio alla separazione dei poteri, non all'opportunità politica. Infatti hanno inviato un segnale a Putin, che è proprio una scelta politica. La lucida Mannocchi opinava che non si può chiedere a quei giudici perché non processano tutti i criminali di guerra, ma solo chi conviene alla NATO. L'Iraq è una vergogna che ci portiamo dietro, ma è un fatto storico, mentre ora parliamo di Ucraina. Il 1.000.000 di morti ammazzati da noi fra Iraq e Afghanistan è prescritto, se no c'è il pregiudizio anti-americano. Sono cose che capitano quando l'opinione pubblica, poco lucida, si ostina a non apprezzare le virtù taumaturgiche dell'uranio impoverito che, come ha detto Fubini, si libera attraverso le urine con molta facilità. È meglio del Viagra. Vuoi mettere a avere lì sotto un razzo a testata nucleare fosforescente che ti illumina a giorno la stanza? La preziosa sostanza, conclude il direttore del Fatto, è consigliata anche come profumo per ambienti e sale da bagno, la famosa essenza di geranio impoverito. Lasciamo il Fatto, andiamo a vedere il giornale di Augusto Minzolini per il momento e vediamo subito l'apertura alla mostra di Berlusconi, Rivoluzione Forza Italia. Barelli torna capogruppo alla Camera, fuori dalle scatole Cattaneo che sarà vice coordinatore nazionale, 7 nuovi responsabili regionali. In taglio alto la sinistra spacca l'Italia, Meloni commemora l'eccidio, ma l'ANPI, l'associazione partigiani, la boccia lo stesso. La Premier ha parlato di 335 massacrati alle fosse ardeatine perché italiane, ma il PD l'attacca. No, italiani, antifascisti, siamo precisi. Malumori di Bonaccini contro la Schlein, già si pensa alla conta nel Partito Democratico, e poi mostra il David, professoressa cacciata, è l'ultima deriva della cancel culture negli Stati Uniti tra movimento woke e trampiani, anche tra cretini, diciamo, e sessuofobi, perché c'è il pisello, il David di Michelangelo, in bella vista, è anche ben scolpito. Il caos banche è bello duro, diciamo così, perché è di marmo. Il caos banche spaventa l'Unione Europea, Meloni dice il nostro sistema è solido, Piazza Affari, maglia nera, ancora un venerdì nero per la borsa di Milano, ad affossare i listini europei, questa volta Deutsche Bank. Ma Meloni rassicura gli italiani, tanto arrivano 1.600 dalla Tunisia, esplode la bomba migranti dopo l'allarme di Palazzo Chigi. Stanotte le lancette avanti di un'ora, tanto abbiamo tutti i cellulari e gli orologi alla Macron, vanno avanti da soli. Lasciamo con questo il giornale, andiamo a vedere Il Giorno, il quotidiano nazionale, che proprio sul David di Michelangelo apre la prima pagina. La lezione sul David, via la prof, è porno. Non è la prima volta nella storia che vengono messe le mutande alle nudità di Michelangelo. Ricorda appunto il quotidiano nazionale il Braghettone, noto per avere coperto con panneggi gli affreschi della Cappella Sistina. Ma era il 1565 e oggi invece in una scuola media pubblica della Florida una preside, donna peraltramente,
nonostante fosse donna, è stata licenziata per avere mostrato il David durante una lezione sul Rinascimento. I genitori degli alunni sono insorti, è pornografico. Stanno molto bene quelli lì, sono molto a posto di testa. Le banche tedesche affossano le borse, l'altro titolo, e poi la fuga dell'oligarca russo a Milano, ripresa dalle telecamere, è andato via in auto con il complice e poi ha preso un volo, probabilmente anche l'aereo. Mentre lasciamo il quotidiano nazionale e andiamo a vedere il Mattino di Napoli, prima pagina del quotidiano napoletano. Basta armi, mai più vite spezzate, è il proposito che si lancia, per carità, si lancia anche in occasione del fatto che è stato ammazzato un giovane, ma sicuramente dire basta armi a Napoli è un'esagerazione di quelle colossali. Un fiume di giovani ha preso parte alla fiaccolata in memoria di Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso dinanzi a uno chalet di Mergellina. Pianura, il quartiere dove il giovane viveva, è sceso in strada per dire no alla violenza. Sulla sicurezza il governatore De Luca attacca la sinistra. Sul tema demagogia o disinteresse. Una bella sintesi di cose inutili. Intanto il presidente della Calabria, il governatore Occhiuto di Forza Italia, parla di lavoro agli immigrati con le richieste ai singoli stati. Lavoro agli immigrati e richieste direttamente dalle imprese ai singoli stati di provenienza dei migranti. Il governatore della Calabria, Occhiuto, pensa a contratti di lavoro regolari, a un sistema organizzato che coinvolgerebbe imprese e istituzioni pubbliche. La migrazione di domanda può diventare una grande opportunità per le aziende che vogliono investire nelle aree ZES, zona economia speciale. Tante parole, tante belle cose. Intanto dal mattino passiamo al Tempo di Roma. Dicevamo, ecco il piano balneari. Il quotidiano romano apre su questo tema, le concessioni balneari, governo al lavoro. Fratelli d'Italia appronta una proposta da portare a Bruxelles per arginare gli effetti della famosa direttiva Bolkestein. Il deputato Zucconi di Fratelli d'Italia sta preparando il dossier. All'asta soltanto le spiagge concesse dal 2010 in poi, cioè quelle date in gestione dopo l'ingresso della discussa normativa europea. I balneari però non ci stanno e chiedono di poter tutelare tutte le aziende, perché così ne resterebbero fuori 10.000. Il piano balneari, vedremo la soluzione. Il ricatto del terrorista Cospito, smetto il digiuno se liberate altri 41 bis, e poi no al crocifisso in classe, sì all'aula del Ramadan, polemica in un istituto di Firenze, scrive il Tempo in prima pagina. No al crocifisso, sì all'aula del Ramadan. Una preside concede una stanza ad alcune studentesse islamiche per pregare. Fratelli d'Italia osserva: i difensori della scuola laica non hanno nulla da dire? La giustificazione: non volevamo dire no a un'esigenza che le ragazze sentivano importante e avevano posto con garbo. La critica: fare polemica sul simbolo dei cristiani e poi plaudire a questa iniziativa è un vero e proprio sentimento anti-italiano, dice Fratelli d'Italia. Le ONG smentite dai testimoni di Salvini, ma anche dai consulenti dell'accusa. Le dichiarazioni al processo Open Arms: il barcone non era in pericolo. I testimoni al processo Open Arms sbugiardano la ONG che accusa Salvini di sequestro di persona per aver tenuto in mare i migranti rifiutando l'ingresso in porto. Il comandante Oliva ha spiegato: un sommergibile interviene solo se non si può differire il soccorso e la barca con i migranti non era in pericolo. Questo in primo piano sul Tempo di Roma. Dal Tempo andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica, ci arriviamo subito. Repubblica apre la sua prima pagina con Meloni che riscrive la storia, le fosse ardeatine, il messaggio nell'anniversario della strage non parla di antifascismo, furono massacrati perché italiani soltanto, uccisi perché partigiani, dicono le opposizioni, ebrei oppositori della dittatura. Lampi dimentica la complicità degli uomini di Salò. E poi, non contenta, Fratelli d'Italia vuole abrogare il reato di tortura. Ilaria Cucchi, per fortuna che esiste, giù le mani dalla legge. Così Repubblica: di spalla la guerra in Ucraina, missione europea per convincere la Cina a mediare, e la New York del Donbass nel mirino russo. Poi lo vediamo, Smolensk. PNRR sotto accusa il ministero di Salvini, progetti in ritardo, titola Repubblica in prima pagina. Non è stata spesa neanche la metà delle risorse programmate, la relazione della Corte dei Conti sull'attuazione del PNRR tra il 2020 e il 2022. La situazione peggiore riguarda gli oltre 30 miliardi di investimenti
complementari. In ritardo 11 progetti in capo al Ministero guidato da Salvini, denunzia Repubblica. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Persiste un regime di moderata alta pressione sul nostro paese a garanzia di un'altra giornata all'insegna di una prevalente stabilità. Al mattino bel tempo da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni settentrionali e su quelle tirreniche, da segnalare qualche isolato piovasco tra la Liguria e l'Alta Toscana, ma anche sul Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature stazionarie o in leggero aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Siamo alla prima pagina della Stampa di Torino, ritardi PNRR, Mattarella dalla scossa, il titolo d'apertura, e poi il ricordo e l'oltraggio, Fosse Ardeatine, sono italiani, non antifascisti, questa bellissima polemica fresca di giornata. Poi abbiamo i Pasdaran di Schillaci e Giorgetti, cioè i ministri di salute e il ministro dell'economia. I Pasdaran sono i guardiani della rivoluzione islamica khomeinista. Cosa faranno mai i Pasdaran dei due ministri? Sono quelli che insieme a quelli delle regioni, tutti Pasdaran, scrive Paolo Russo sulla Stampa, sono al lavoro per affrontare l'emergenza sanità, fatta di liste d'attesa interminabili, pronto soccorso intasati, letti degli ospedali in overbooking, super prenotati. Arriva il decreto Schillaci, arrivano 15.000 medici. Cosa c'entrino i Pasdaran? Lo sa solo la Stampa di Torino, mentre Massimo Cacciari si occupa del debito. Ormai è lui il vero sovrano. Comanda il debito, comanda la finanza. Scaroni, l'eterno ritorno, potrebbe tornare in pista Scaroni per una nomina per società importante, in una società tipo Enel, forse Leni, chi lo sa, e il buongiorno di Mattia Feltri, i tempi che furono. Hanno fatto bene a ricordare a Giorgia Meloni che i 335 delle fosse ardeatine non erano semplicemente italiani assassinati in quanto italiani, ma ebrei in quanto ebrei, antifascisti in quanto antifascisti, militari in quanto militari, disubbidienti e detenuti comuni per fare numero, e che alcuni italiani in quanto fascisti collaborarono all'eccidio. Diciamo che fu una risposta all'attentato dei partigiani, dei comunisti di Via Rasella. Legge marziale. Presi degli italiani per rappresaglia. Fra di loro, fra gli italiani che collaborarono all'eccidio in quanto fascisti, il questore Pietro Caruso. E mi è tornato alla memoria il giorno in cui nella Roma liberata doveva aprirsi il processo a suo carico. Era il 18 settembre 1944. Una folla disperata, furente, assediava il palazzaccio e quando seppe del rinvio dell'udienza invase l'aula del tribunale. Lì c'era il direttore di Regina Coeli, Donato Carretta, testimone contro il questore Pietro Caruso, e sulla cui rettitudine del Carretta e collaborazione alla Resistenza aveva garantito Pietro Nenni, niente meno. Una donna però gli si piantò davanti al buon Donato Carretta, il direttore del carcere di Regina Coeli, che era comunque un partigiano, e lo accusò della morte del marito. La folla gli si fece addosso, i carabinieri e i soldati inglesi cercarono vanamente di proteggerlo. Carretta fu trascinato fuori e cominciò il linciaggio. Già mezzo morto venne adagiato sui binari perché il tram facesse il resto. Il tranviere si rifiutò e scampò a medesima sorte esibendo la tessera del Partito Comunista Italiano. Allora Carretta fu scaraventato nel Tevere, ma siccome ancora boccheggiava, dei bagnanti presero un paio di gozzi e lo raggiunsero per finirlo a colpi di remi.
Infine ne appesero il cadavere a testa in giù, a Regina Coeli. Ci sono anche le immagini di un giovane Luchino Visconti che girava un documentario dal titolo Giorni di gloria. Le immagini del linciaggio furono scartate, giusto per ricordare che tempi furono quelli. Così sulla Stampa di Torino il buongiorno di Mattia Feltri. Lasciamo la Stampa, andiamo a vedere la prima pagina della Verità. La foto è quella di Macron che abbassa le penne. Chiarite molte cose, siamo insieme a Roma sulla Tunisia. Nel lungo incontro con Giorgia Meloni, il presidente francese cambia passo sui migranti in cambio di appoggio sul nucleare. Bellissimo bla bla bla. Intanto, dopo aver sempre detto che il nodo sbarchi si risolve in Europa, anche Repubblica gioisce perché Bruxelles non si dà una mossa. Ora c'è il governo nemico. Ma il titolo principale è dedicato a Deutsche Bank che vacilla, torna alla caccia ai nostri soldi. Rischio bolla immobiliare. Subito parte la pressione sull'Italia perché ratifichi il MES, il meccanismo europeo di stabilità, il salva stati, cioè uno strumento con cui si possono soccorrere le banche tedesche ma non quelle italiane. Diciamo no all'ennesima fregatura. Terremotate le borse europee, Milano la peggiore. Il commento principale del direttore: l'Unione Europea a caccia di soldi nostri da usare per gli altri. E cresce il pressing, aggiunge Martino Cervo, per imporci il MES, il meccanismo europeo di stabilità. Ma Meloni dice prima l'unione bancaria. All'Eurosummit un doppio pizzino per la ratifica della riforma. L'Italia è l'unico paese che non ha detto sì. Ma Giorgia Meloni frena. Con il nuovo statuto rischieremo di tamponare le crisi dei partner. Dal 9 battaglia in aula. E sempre dalla prima pagina della Verità, a centro pagina il terrorista Cospito, mangio se aiutate i mafiosi, se ne occupa Giacomo Amadori. Il ricatto di Cospito conferma ciò che sinistra e giornali hanno sempre negato. La battaglia di Cospito è saldata con quella dei malavitosi, scrive Amadori. Infine, per attaccare Giorgia Meloni, il PD riscrive anche la storia delle fosse ardeatine, se ne occupa Giorgio Gandola, una assurda polemica, scrive Gandola in prima pagina. Fosse ardeatine, la sinistra va in tilt pur di attaccare Meloni, che aveva commemorato la strage di 335 italiani innocenti. I compagni arrivano addirittura a mettere il cappello sulle vittime. Erano antifascisti. Una mistificazione storica, una assurda polemica. La sinistra riscrive la storia nel giorno della commemorazione per l'eccidio delle fosse ardeatine. Gli interessi sul mutuo galoppano, il conto corrente rende sempre zero e la trappola dei tassi. Nonostante i continui rialzi della Banca Centrale Europea, i rendimenti sui conti correnti sono rimasti fermi. Le spese sono aumentate, crescono anche i costi dei mutui casa, scrive Gianluca Baldini sulla Verità. La rata del variabile ha fatto segnare un più 50% negli ultimi 14 mesi. Migliorano i guadagni solo sui depositi vincolati a lungo termine. E a concludere, si sente donna, sbaraglia tutte le concorrenti ai test per un posto da vigile a Madrid. E vediamo anche la prima pagina di Libero, l'abbiamo già vista prima, per la Verità. Libero mette in apertura la notizia che riguarda Matteo Salvini. La ONG ha mentito, processo Open Arms a Palermo, per incastrare Salvini. L'equipaggio scrisse che la nave imbarcava acqua, i migranti rischiavano la vita. Tutto falso, lo conferma anche l'accusa al processo Open Arms. Di spalla c'è il pezzo di Alessandro Sallusti, La Verità su via Rasella, italiani fucilati per colpa dei partigiani. Giorgia Meloni rende onore a 335 italiani massacrati nell'eccidio delle fosse ardeatine. La sinistra si inalbera, ma quali italiani? Quelli erano antifascisti e la Premier non lo dice. Oibò, scrive Sallusti. Scopriamo ora che gli antifascisti non erano italiani, aggettivo che indica nativi dell'Italia, quindi apparentemente pertinente con quanto successo a Roma 79 anni fa, quando la furia nazifascista commise una delle sue vili imprese fucilando 335 italiani tra detenuti politici antifascisti, ebrei in quanto ebrei, detenuti comuni per fare numero, per arrivare alla decimazione. Le ardeatine furono infatti l'applicazione di una nota direttiva tedesca che prevedeva l'uccisione per rappresaglia di 10 italiani per ogni soldato tedesco vittima di attentato. Successe che il 23 marzo 1944 un gruppo di partigiani, Partito Comunista, organizzò, nonostante fosse conscio che ci sarebbe stata la rappresaglia, un attentato in via Rasella contro un plotone di soldati tedeschi, reclute altoatesine assegnate alla banda militare.
Ci furono 33 vittime tra i militari e morirono 2 civili di passaggio. Uno era un bambino di 13 anni. Dopo quasi 80 anni, ora, l'Associazione Nazionale Partigiani si scandalizza per le parole di Giorgia Meloni e potrebbe ammettere che quella di Via Rasella fu l'attentato più inutile, stupido della storia della Resistenza. Quei 335 italiani, antifascisti e non, trucidati per rappresaglia, pesano come un macigno anche sulla loro coscienza. Vogliamo dirlo? Che il comando partigiano romano attuò una politica folle, peraltro non condivisa dai loro colleghi che operavano nel nord Italia, che si guardarono bene dal commettere imprudenze simili. Ovviamente, conclude Sallusti, nessuno degli ideatori e degli esecutori dell'attentato ebbe il coraggio di consegnarsi ai tedeschi per evitare la rappresaglia. Anzi, alcuni di loro fecero poi una discreta carriera politica nelle fila del Partito Comunista. Cosa voglio dire? Che detta tutta la condanna possibile e immaginabile per ciò che fecero i nazifascisti, i neopartigiani farebbero bene a volare basso su quella tragica storia che loro hanno raccontato in un modo, ma che la storia dice essere andata in un altro, conclude Alessandro Sallusti in prima pagina su Libero. Di borseggiatrici rom si occupa Vittorio Feltri, essere incinta non è motivo di impunità. Calenda boccia Schlein, meglio la destra di lei, e poi il ribaltone di Silvio, Forza Italia cambia i vertici, via il capogruppo e 7 coordinatori. Bestie che siete è il titolo dell'appunto di Filippo Facci. 2 anni fa un'azienda francese sancì che i pesci rossi soffrivano se racchiusi in bocce sferiche, teoria indimostrata. Una commissione comunale di Treviso ora ha deciso di imitarli, si venderanno solo vasche rettangolari. I francesi, scrive Facci, sono quelli che ogni anno rinchiudono 80 milioni di anatre in gabbie a batteria per produrre il foie gras. Le ingozzano con un tubo infilato fino all'esofago, dopo avergli spesso tagliato il becco. I trevigiani invece sono quelli che tra i piatti tipici vantano le anguille, le allevano intensivamente in vasche, dove sono pressate come vermi da pesca. Sono piccoli esempi del relativismo che ci fa inorridire per la farina di insetti, altrove sono prelibatezze. Ci fa vedere come graziose le nutrie associate ai castorini, ma ci fa scappare inorriditi se associate a ratti giganteschi, le pantegane. Da noi hanno proposto di classificare come domestici anche i conigli. In Australia sono un flagello per l'agricoltura e i bambini gli sparano coi pallettoni. In Cina mangiano cani e gatti. E i caprioletti di montagna, che ciccini, in Trentino, statale 48, causano 300 incidenti stradali all'anno e li odiano. E gli orsi e i lupi? È un animalismo selettivo, conclude Filippo Facci. È difficile fare leggi serie sul maltrattamento degli animali, considerando che biologicamente siamo animali anche noi e abbiamo l'abitudine di spararci anche nelle guerre, conclude Facci. Lasciamo con ciò Libero, andiamo a vedere il Quotidiano di Sicilia, apertura sui fondi della pernacchia europea, il PNRR, il Mezzogiorno è bocciato, tanti progetti, niente soldi né cantieri, dice Svimez, scarse competenze penalizzano i comuni, poche professionalità anche in Sicilia per gestire i fondi del PNRR. Il riformista di Piero Sansonetti si occupa di un tribunale che dovrà decidere se identificare l'uomo che aprì le porte della CGIL agli assalitori. Era un carabiniere? Si domanda il quotidiano diretto da Piero Sansonetti, mentre sul Foglio c'è il papello di Salvini, l'euroscettico Antonio Maria Rinaldi potrebbe finire a guidare l'ENI, l'Ente Nazionale Idrocarburi, magari, in esclusiva i candidati di Lega e Forza Italia per le società partecipate dallo Stato italiano, le società pubbliche. Poi c'è un altro articolo dedicato al summit europeo, arriva l'ultimatum all'Italia sul MES, il meccanismo europeo di stabilità. Andrea Marcenaro nella sua rubrica satirica si occupa di Francia. Mancavano giusto i gilet fauve, cioè pensione alzata di 24 mesi per la prima volta dal 1789 a persone con 200 o 300 anni di speranza di vita, le quali sbraitano marchon mentre si trascinano col bastone. A simpatiche persone per le quali Waterloo e Dunkerque non sono mai esistite e ci succhiano un welfare europeo da far paura, con un bidone di poulet de Bresse e 4 vigneti, 3 dei quali valgono più o meno come la Coca-Cola, che ti fanno pure la pernacchia mentre lanci tutto lo stipendio nella loro viglie, rimasta famosa soprattutto per le lampadine accese. Insomma, l'idea che la politica,
ma quella di brutto, quella proprio tu cursi inchiappetti la piazza di questi stronzetti di francesi, dispiace e non dispiace, scrive Marcenaro. A proposito di prime pagine, andiamo a vedere anche la prima pagina del Dubbio, carriere separate, troppe grane, il governo ci ripensa, scrive il quotidiano degli avvocati penalisti dietro front sulla giustizia. Dal transatlantico fanno sapere che la Premier vuole evitare di aprire nuovi fronti con i magistrati. La separazione delle carriere, giudici, pubblici ministeri, per ora almeno non sa da fare. Si tratta di spifferi, sussurri, voci dal transatlantico. Retroscena, intrighi, imboscate, guerra in Forza Italia e PD per i capigruppo e poi il libro su Enzo Tortora, storia di un orrore che in troppi non videro. Il numero 1768 sono i giorni del Calvario patito da Enzo Tortora, ma anche dalle figlie, da tutte le persone che gli hanno voluto bene. Prima stazione del Calvario, 17 giugno 1983. Intervista a Maurizio Lupi, nessun bambino deve restare in carcere, Lega e PD, ora parlatevi. E poi la storia, nata senza utero, ora madre grazie alla surrogata. Le ho chiesto se era convinta, le ho chiesto ti sto costringendo in qualche modo? Federica sta parlando di Oliena, donna ucraina che ha portato avanti la gravidanza per lei. Federica ha la sindrome di Rokitansky, non ha l'utero. Da quando era adolescente sa che non avrebbe potuto portare avanti una gravidanza. Ora madre grazie alla surrogata. Italia Oggi apre con la rottamazione 4, tra errori di calcolo, carichi sgravati, cartelle decadute, il prospetto informativo dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione con i debiti rottamabili va preso con le molle, affidandosi al solo prospetto dell'Agenzia Entrate e Riscossione, ADER. Infatti, soprattutto su posizioni debitorie complesse, c'è il rischio elevato per i contribuenti di pagare cartelle divenute inesigibili o già parzialmente o totalmente annullate. Inoltre si riscontrano problemi gestionali di accesso. Il dettaglio a pagina 26, ma non ne va bene una qua. Occhio alla rottamazione 4, errori di calcolo, carichi sgravati, cartelle decadute, si rischia di pagare anche il non dovuto. Problemi gestionali anche nell'accesso. Che paese? In Germania intanto non sanno più dove alloggiare i profughi, lo vediamo tra poco, lo racconta Roberto Giardina. Un paese deve ospitare 400 migranti su 500 abitanti. La barca è piena, dicono i tedeschi, non ce ne stanno più. Diritto e rovescio, il corsivo di giornata sul quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi. Vuoi vedere che il mezzogiorno esce dalla nube asfissiante delle promesse non mantenute? Questa settimana, infatti, il gruppo WeBuild, che è una manna nel settore delle grandi infrastrutture, non solo italiane, WeBuild ha dato il via ai lavori linea ferroviaria a alta velocità capacità Palermo-Catania-Messina, che unirà fra loro le due più grandi città siciliane per poi proiettarle verso Messina sul ponte sullo stretto, inserendo così il profondo sud nel corridoio scandinavo-mediterraneo lautamente finanziato dall'Unione Europea. Intanto, visto che in Italia non servono solo i collegamenti nord-sud, sempre WeBuild sta lavorando intensamente sulla tratta ad alta velocità Napoli-Bari e sul mega lotto della statale ionica che collegherà Calabria, Basilicata e Puglia. Da questa ragnatela di grandi opere, di cui finora la politica si è disinteressata, uscirà un'Italia diversa, più integrata, capace di unire in rete le sue eccellenze per renderle sempre più diffuse. Era ora, scrive Pierluigi Magnaschi. Tutto sommato il Salvini non sta dicendo stupidaggini, aggiungiamo noi. A sto punto lasciamo con ciò la prima pagina di Italia Oggi, dalla quale però traiamo l'articolo, pagina 14, di Roberto Giardina da Berlino. 400 migranti su 500 abitanti, das Boot ist voll. La barca è piena, come dicono i tedeschi. Non sanno più dove alloggiare i Flüchtlinge, perché in Germania li chiamano così, fuggiaschi, non migranti. Li definiscono così. A chi può venire in mente, sembra l'Italia, di mandare 400 migranti a vivere in un villaggio di 500 abitanti? In Germania non sanno più dove e come alloggiare i Flüchtlinge, i fuggiaschi, come con più precisione qui chiamano i profughi che cercano asilo. Il governo li manda nei paesi di provincia creando problemi sociali. I locali che non li vogliono vengono accusati di essere razzisti, neonazisti. Soltanto in parte è vero. Come fanno a integrarsi i nuovi venuti in campagna, in luoghi magari idillici, tra laghi, boschi, campi, senza possibilità di contatti? È avvenuto a Upal, comunità nel Mecklenburg, nella ex DDR, a nord-ovest di Berlino, sconosciuta fino a pochi giorni fa anche ai tedeschi.
Non ha una farmacia, non c'è un supermercato né un medico condotto, soltanto un benzinaio. All'improvviso gli abitanti hanno scoperto che in un prato era prevista la nascita di un Containerdorf, un villaggio di container. Nessuno li aveva informati, anche il sindaco onorario, Steve Springer, non ne sapeva nulla e hanno organizzato una protesta davanti al filo spinato che delimita il cantiere. Sono arrivati giornalisti e TV, hanno filmato gli estremisti di destra. Ci condannano ingiustamente, ha detto il sindaco onorario. I compaesani lo accusano di tradimento, ma quelli non siamo noi, hanno protestato invano. I razzisti sono i più chiassosi, si mettono in prima fila. Sembrano la maggioranza, una violenza contro i pacifici abitanti. Das Boot ist voll, la barca è piena, si denuncia in Germania. Bisogna bloccare l'arrivo di troppi fuggiaschi, profughi aspiranti tali. La trafila burocratica dura anni. Quasi tutti restano per sempre. L'espulsione quasi impossibile. Spesso si finisce per punire quelli che potrebbero essere inseriti nel mondo del lavoro. Paradossalmente si vuol rimandare a casa una coppia di turchi accolta dopo il terremoto perché l'emergenza è finita. Già lavorano in un centro per anziani. In Germania mancano migliaia di badanti, non giungono più dai paesi dell'Europa orientale causa guerra. A fine gennaio avevano chiesto asilo politico 31.000 stranieri. Nel 2022 i richiedenti furono 244.000. In tutto 135.000 sono ancora in attesa che la richiesta venga accettata. Per il 31% sono minori, il 67% dei giovani si trova in Germania da 6 anni in una specie di limbo. Sono geduldet, tollerati, ma non vengono espulsi e neanche accolti. Nell'ultimo anno è giunto oltre 1 milione di ucraini, maggioranza donne e bambini. Non vengono contati perché si pensa che finita la guerra se ne andranno, ma molti vogliono restare. In passato, continua Roberto Giardina da Berlino su Italia Oggi, gli stranieri venivano distribuiti tra regione e regione, poi di città in città o nei paesi in proporzione agli abitanti. L'accoglienza è saltata quando, settembre 2015, Angela Merkel non chiuse le frontiere davanti all'esodo che giungeva dai Balcani. In 4 mesi ne arrivò 1 milione e passa. Poi la cancelliera si mise d'accordo con Erdogan, che ricevette 5 miliardi di euro per trattenere i profughi in Turchia. AfD, il partito di estrema destra, era poco sopra il 4%, sotto la soglia minima per entrare nel Bundestag. Dopo il 2015 è cominciata la sua crescita. Oggi sono in Parlamento con oltre il 10%. Non sono tutti razzisti, una condanna troppo facile che regala la protesta alla destra. A Upal scrivono cartelli: pensate ai nostri figli. Noi diciamo no. Stefan Fassbinder è il sindaco di Greifswald, il paese che amministra anche Upal. È l'unico borgomastro verde della regione, giunto da Monaco nel 2015, come se un siciliano di Enna fosse stato eletto a Trento. In 8 anni la situazione è peggiorata, ha detto. Allora potevo tornare di sera a casa. Oggi deve essere protetto dalla polizia. Anche lui non sapeva delle decisioni prese dai burocrati. A Berlino, la premier del Meckenburgo è socialdemocratica. Il governo del Land è rosso-rosso, ne fa parte la Linke, estrema sinistra. Giovedì hanno deciso di ridurre i profughi da 400 a 200. Sempre troppi per il paesino di Upal, e la protesta dilaga in altri centri, dal Baltico alla Baviera. La barca è piena anche in Germania per gli immigrati. Il Nord Africa è una bomba a orologeria, invece lo racconta sul Quotidiano Nazionale in un'intervista Gilles Kepel, politologo, arabista, inviato speciale del presidente francese Macron per il Medio Oriente e il Mediterraneo. Nord Africa bomba a orologeria, il Sud Europa riprenda il controllo. Serve un'alleanza Italia-Francia-Spagna per evitare nuove crisi. Il disgelo Meloni-Macron nella giusta direzione. Gli interessi nazionali convergono. Sui migranti vi segnalo anche l'articolo di Daniele Capezzone sulla Verità. Un flop? No, un trionfo. Cos'è successo davvero in Europa sulla questione migranti? Chi per anni ci ha ammorbato con le nenie a favore della collaborazione con Bruxelles adesso gongola se l'Unione è inconsistente e incolpa la Meloni. A questo punto l'Italia è legittimata ad agire in autonomia, scrive Daniele Capezzone. Sul quotidiano cattolico Avvenire, invece, per tornare alla Germania, l'altro caso del giorno è lo scoppio di Deutsche Bank, borsa in rosso e Milano la peggiore. Non si placano le turbolenze sui mercati finanziari e sui titoli bancari. A scatenare una nuova bufera Deutsche Bank, il colosso bancario tedesco bersagliato dalle vendite. Le azioni sono crollate di oltre il 13% a metà seduta dopo l'impennata dei Credit Default Swap, i CDS, che hanno la funzione di trasferire il rischio credito, permettendo di coprirsi dall'eventuale insolvenza di una società.
e sono schizzati oltre i 200 punti base, ovvero ai massimi da 4 anni, ben distanti da 2 giorni fa. Il caso Deutsche Bank ha messo in allarme i mercati, scrive Avvenire. Su questa questione si sofferma Stefano Lepri in un'analisi a tutta pagina 4 sulla Stampa di Torino. Conti in ordine, ma troppi scandali. Il gigante tedesco Deutsche Bank piegato dalla sfiducia. Per Deutsche Bank anni di frodi, dati truccati, la splendida Germania, perdite e accuse ai dipendenti infedeli. Gli aumenti dei tassi di interesse si trasformano in autogol dopo un anno 22 pieno di profitti. Le cifre chiave: gli asset complessivi di Deutsche Bank 1.337 miliardi di euro, asset netti 1.019 miliardi. Riserve liquide 256 miliardi, depositi 621, dipendenti 84.930. Gli speculatori, scrive Lepri sulla Stampa, minacciano un sistema intero mettendo nel mirino la Banca Centrale. Francoforte, BCE, entra in crisi il modello fondato su 2 colossi malati in Germania e tante piccole casse. Mentre sui migranti c'è da segnalare un pezzo di Domenico Maceri sul gli la nuova politica di Biden sui migranti assomiglia molto a quella di Trump. Non è un caso che molti presidenti democratici abbiano fatto politiche di destra e viceversa. In ogni caso, tornando alle cose italiche, sul Corriere della Sera di oggi, da segnalare il sondaggio di Nando Pagnoncelli, pagina 12, sulla maternità surrogata. Il 65% degli italiani è contro, ma c'è il sì al riconoscimento dei figli. Bocciata la gestazione per altri a pagamento, il 47% favorevole alle adozioni da parte di coppie gay, sintetizza il Corriere della Sera. A proposito di sondaggi, a cosa pensano i lombardi ce lo racconta Il Giorno: meno ambiente, meno politica, ma più paura per il crimine. Tutti temono il caro vita, un'altra questione della quale i lombardi sono preoccupati. Lo studio è quello dell'Istituto Blendi e dell'Università Cattolica e fotografa la richiesta di informazione. L'esperta dice: il Covid qui interessa ancora, ma ora si cercano risposte concrete. Diminuisce l'interesse per le tematiche ambientali, cresce l'attenzione sulla microcriminalità. Si chiedono meno informazioni sulle politiche del lavoro e sul caro prezzi, che resta cruciale. Si cercano più notizie sulle conseguenze della guerra in Ucraina e non sparisce dai radar la questione Covid in Lombardia. Comunque in Lombardia la prima preoccupazione, come in tutta Italia, è il caro vita, poi la sostenibilità e le riforme della politica, le conseguenze del cambiamento climatico e della guerra in Ucraina vengono molto dopo. E in Lombardia in particolare però preoccupa anche il crimine, la criminalità comune, il crimine spicciolo. Mentre sempre dal Corriere della Sera tramonta l'era Ronzulli, una delle notizie del giorno per la politica interna, sostituito Cattaneo, la scossa di Berlusconi in Forza Italia. Ronzulli non gestirà più la segreteria di Arcore. L'ex capogruppo ha aspettato un'ora fuori dalla villa, il buon Cattaneo, ma il leader non l'ha mai ricevuto. Ritorna Paolo Barelli, che era già stato capogruppo alla Camera. Mentre c'è una pagina di cronaca sul Corriere della Sera che vale la pena di citare, il caso di Serena Mollicone, scomparve da Arce nel Frusinate il 1 giugno del 2001, aveva 18 anni, fu ritrovata morta 2 giorni dopo in un bosco. Serena Mollicone, intanto il suo papà, che si è battuto tutta la vita per avere la verità sulla vicenda, è morto, è defunto purtroppo. È scomparsa appunto nel 2001 la ragazza, 2 giorni dopo trovata morta. Il 15 luglio del 22, l'anno scorso, la Corte d'Assise di Cassino ha assolto dalle accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere il maresciallo Franco Mottola, ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce, la moglie e il figlio. Assolti anche i carabinieri accusati di favoreggiamento nei loro confronti. L'allora vicecomandante Quatrale, l'appuntato Suprano. Ora l'Arma chiede i danni perché è stata disonorata la divisa, il ricorso contro il maresciallo e i 2 ex sottoposti. Anche l'Arma dei Carabinieri fa ricorso in appello contro l'assoluzione di tutti gli imputati per l'omicidio di Serena Mollicone e chiede all'ex comandante della caserma di Arce, maresciallo Mottola, e ai suoi 2 sottoposti, Quatrale e Suprano, accusati a vario titolo di avere avuto un ruolo nella vicenda, un risarcimento per danni di immagine da 200.000 euro. Una scelta in linea con la costituzione di parte civile già fatta dall'Arma in primo grado, che ora quantifica il disonore arrecato alla divisa dalla presunta condotta di Mottola e degli altri militari. La soluzione
è stata impugnata dalla procura, ma anche da tutte le parti civili, per la parte che loro compete, cioè gli aspetti civilistici. Il risarcimento chiesto dall'Arma si inserisce nelle richieste avanzate dalla sorella di Serena, Consuelo, dallo zio Antonio, subentrato al papà, Guglielmo Mollicone, dall'altra zia e dai familiari del maresciallo Tuzzi, che complessivamente chiedono 8 milioni di euro. Mentre c'è un'altra vicenda giudiziaria atroce: stupri, pestaggi, l'inferno. Sono scappata per non morire. Il processo contro la setta delle bestie. Ha deposto la donna che ha denunciato l'organizzazione. Coraggiosa allora, coraggiosa adesso, scrive Andrea Galli sul Corriere della Sera. Non ci fosse stata lei, all'epoca ragazzina, oggi donna di 30 anni, forse avremmo ancora nuove vittime della cosiddetta setta delle bestie, chiamata per i nomi di animali scelti dai 28 adepti. Secondo l'accusa, dal 1990 in poi sarebbero avvenuti sistematicamente stupri anche di bimbe, ripetuti pestaggi, reiterate torture per vendetta, manipolazioni mentali, minacce di morte, foto scattate di nascosto che servivano come ulteriore arma di terrore. Ovvero, la prima che parla vedrà le immagini spedite a genitori, amici e conoscenti. Fin quando questa vittima ha deciso appunto di scappare e denunciare. Era l'inferno, ha raccontato nella deposizione al processo in corso a Novara. Sono dovuta fuggire per non morire. Novara, una geografia non casuale, perché lì c'era, sperduta in mezzo ai boschi, in località Cerano, 7.000 abitanti, la cascina base centrale dell'organizzazione segreta, ma geografia non esaustiva in quanto i covi comprendevano appartamenti a Milano, specie in via Imbonati, qua vicino tra l'altro da dove trasmettiamo, nonché nella provincia pavese a Vigevano e Montubeccaria. Nell'udienza a porte chiuse la donna ha riconosciuto ogni luogo e in aggiunta ha riconosciuto gli strumenti custoditi negli immobili utilizzati per compiere le violenze. Sovente le vittime giudicate ribelli oppure che non si applicavano nelle pratiche sadomaso venivano agganciate ad anelli appesi al soffitto, con i discepoli di Gianni Maria Guidi a infierire. Ma chi è costui? Guidi, un lungo passato da erborista, residenza a Milano, quartiere di San Siro, si è spento di recente, logorato da una malattia. Nell'impianto della squadra mobile di Novara, coordinata dall'antimafia di Torino, sarebbe stato il gran maestro della setta, l'indiscusso capo, l'ideatore di aberrazioni, sovente l'esecutore principale. Per sé Guidi aveva scelto la definizione di pontefice. Lo avevamo cercato, scrive il Corriere della Sera, non era stato possibile ascoltarlo, si era rifiutato. Il suo legale ne aveva evidenziato l'innocenza. Inutile rilevare come le dichiarazioni del pontefice sarebbero state dirimenti al processo, ma risulta vero che permangono 28 adepti, in maggioranza donne, di nuovo provenienti dal Pavese. Dopodiché, come davvero si articolasse l'associazione, si capisce nei passaggi dell'ordinanza del GIP. Adescavano giovani che venivano inserite sfruttando il vincolo di fiducia dei familiari già appartenenti al gruppo, alle quali venivano inculcate teorie della setta tramite iniziazioni e pratiche magiche. Stiamo parlando di decine di persone. Venivano indotte a subire plurimi abusi sessuali fino ad arrivare, per le prescelte su ordine di Guidi, a pratiche estreme, congiunzioni con animali, bruciature, tatuaggi praticati a freddo nelle parti intime. Proseguiamo, narrando il trattamento rivolto a chi protestava. Costringevano le ragazze, scrive il GIP, durante le serate a servire tutti, denudarsi, effettuare un addestramento di salti, flessioni, camminare a quattro zampe, mangiando da una ciotola per terra. Quindi venivano messe su una poltroncina rossa, legate, bendate, fustigate. Gli adepti reclutavano le prede in punti predeterminati, considerati funzionali alla setta. Una casa editrice, una bottega celtica, una scuola di danza, un centro psicologico. A Cerano, paese che sorge vicino al Ticino, la cascina serviva per le grandi cerimonie officiate da Guidi, che girava con un bastone per le pratiche sessuali e insieme per raffigurare il ruolo di comando. Uno dei filoni dell'inchiesta è economico, essendo convinti poliziotti e PM che la setta approfittasse dello stato delle vittime per farsi consegnare somme di soldi ingenti e farsi intestare abitazioni. Ci sono state esistenze devastate con indicibile accanimento. Siamo in Lombardia e decine di persone. Si occupa di questo anche il quotidiano Il Giorno.
Ho visto l'inferno, se non fossi fuggita so che sarei morta, dice la testimone chiave. In 26 alla sbarra, tutti lombardi, tra le imputazioni anche lo stupro di gruppo. Mentre c'è un'altra storiaccia che racconta il Corriere della Sera, non così orribile ma economicamente rilevante, l'ospedale di Trani in Puglia, da 450 milioni con il mistero dei soci, previsto un maxi investimento, un signore di Muscoline, 2500 abitanti, tra le montagne bresciane sopra il lago di Garda, formalmente è il titolare di un progetto privato da 450 milioni di euro per costruire a Trani il Misericordia Cancer Hospital, il più grande ospedale oncologico del centro-sud d'Italia. Ma probabilmente questo signore del bresciano non lo sa. Ieri nella città pugliese c'è stata, scrive Mario Gerevini sul Corriere della Sera, la presentazione in anteprima di questo Misericordia Cancer Hospital, che sarà un ospedale oncologico dal potenziale grande impatto sul territorio e sulla sanità pugliese. Sarà tra i primi 3 in Italia, il più tecnologicamente avanzato. Il piano preliminare è curato da Progetto CMR, un prestigioso studio di architettura milanese. 67.000 metri quadri, 6 piani, 36 mesi di cantiere ad autorizzazioni ottenute. Un progetto commissionato dal dottor Bernardo Il Grande, Chief Executive Officer di OHPA. Il pivot è questo manager di Margherita di Savoia, 53 anni. OHPA è il perno societario di questa operazione da quasi $500 milioni che dovrebbe raccogliere capitali da fondi e industriali privati. Al buffet si fanno anche i nomi, il grande costruttore, il salotto buono, ma al dunque la risposta è: adesso non possiamo rivelarlo. Il rendering è di grande effetto, coniuga scienza e accoglienza. I terreni acquistati da privati dicono, ma al dunque la risposta, il rogito è non ancora. Si aspettano le autorizzazioni, regione e comune assenti alla presentazione. Ma c'era l'onorevole Giorgio Lovecchio dei 5 Stelle, sono arrivati i messaggi dei senatori Zamiani di Forza Italia e Zullo, Fratelli d'Italia, mentre è stata letta una lettera di incoraggiamento del sottosegretario alla salute Gemmato di Fratelli d'Italia. È un fatto che servano soldi e autorizzazioni. Chi si presenta nelle sedi istituzionali e dai grandi investitori? Il Grande ci ha messo cuore e anima e forse un po' troppo entusiasmo dichiarandosi Chief Executive Officer di OHPA, Operative Holding Procurement and Asset. Modesto nome incalcia tutte le carte di questo progetto. Questa società OHPA è di Bergamo, ha un solo amministratore, il Grande, 3 sindaci della provincia di Salerno e secondo i dati più recenti risulta controllata da Leonardo Bortolo Polini, quel signore là delle valli bresciane, titolare fino a poco tempo fa di una piccola attività di trasporto e commercio di rifiuti. OHPA non presenta bilanci da 3 anni. Nell'ultimo perdeva 4 milioni. Segnalava un contenzioso col precedente proprietario, un noto commercialista di Bergamo, per occultamento di libri sociali. Il Grande, l'attuale manager, Bernardo Il Grande, il chief executive di questa OHPA che dovrebbe costruire l'ospedale di Trani da 450 milioni, ha pieni poteri su tutto. Polini non tocca palla, quasi fosse un prestanome questo signore delle sperdute montagne bresciane sopra il lago di Garda. OHPA, come sostiene lo stesso chief executive, è soltanto il veicolo del progetto, cioè soltanto il soggetto a cui la regione e il comune dovrebbero concedere le autorizzazioni. E se chiedessero di vedere i bilanci, di sapere chi è il proprietario, di conoscere gli investitori e di arrivare al dunque? I bilanci per adesso non li presentiamo per riservatezza, dice Il Grande. Tanto si paga una sanzione amministrativa, non succede niente. Così si possono tenere nascosti eventuali nuovi soci. Il mistero dell'ospedale di Trani, il mistero dei soci, 450 milioni di investimento. A proposito di sanità, salta il tetto per il personale, si assumeranno 15.000 gettonisti, un incontro al Ministero dell'Economia con i tecnici del Ministero della Salute, racconta in retroscena oggi La Stampa, governo pronto a stanziare 2 miliardi di euro, taglia le liste d'attesa, l'obiettivo recuperare posti letto dalle strutture convenzionate. Sulla Stampa c'è l'intervista alla presidente leghista dell'Umbria, Donatella Tesei. Non si lascino i conti regionali alla deriva, dal governo mi aspetto più risorse, ora stipendi più alti e prospettive di carriera. La Corte dei Conti ha detto che in Umbria il diritto alla salute rischia di essere compromesso da disservizi e liste d'attesa. Fino a qualche anno fa l'Umbria era una regione virtuosa,
L'Umbria, spiega Tesei, sta vivendo la realtà che vivono tutte le regioni, con l'impatto devastante di Covid, caro energia e inflazione anche sulle strutture sanitarie. Vanno sfatati falsi miti sulla solidità del sistema sanitario umbro. Nel 17 il disavanzo era 32 milioni, nel 18 è arrivato a 60. Quando siamo saliti noi al governo ne abbiamo ereditati 65, insieme alla Sanitopoli creatasi durante le precedenti giunte, racconta la presidente dell'Umbria. Intanto, a proposito di notizie locali, fino a un certo punto, l'amministratore delegato della RAI, Carlo Fuortes, è sempre più vicino ad arrivare a Milano. All'incarico prestigioso che gli toccherebbe sarebbe quello di soprintendente alla Scala di Milano, niente meno. Possibile una temporanea coabitazione con l'attuale Dominic Meyer, il Partito Democratico mediatore, per superare il veto che aveva posto il sindaco Sala. L'amministratore della RAI, Fuortes, è già stato soprintendente dell'Opera di Roma. Sarebbe disponibile ad abbandonare il suo ruolo a Roma soltanto per fare il soprintendente alla Scala di Milano. L'ipotesi si incrocia con le nomine RAI, a cui sta lavorando il governo Meloni. La novità è che grazie alla mediazione politica del PD sarebbe caduta la contrarietà del sindaco Beppe Sala su Fuortes, manager romano con la passione per cinema e opera e il sogno di arrivare alla Scala. A proposito di lavori, invece, lavorare 3 ore al giorno a parità di salario? Troppe, facciamone 2, scrive Marco Bianchi su Italia Oggi. Landini, Schlein e Conte. E gara a chi la spara più grossa. Sembra di essere al bar tra amici quando si parla di donne o di pesca. I propri successi devono essere sempre numericamente o di proporzioni superiori a quelli dichiarati dagli altri. La famosa gara a chi ha le dimensioni maggiori è dunque cominciata a sinistra, come in qualsiasi bar di paese. In principio è toccato al salario orario minimo per legge, direttiva comunitaria agitata dai grillini, assieme a una ridicola gara al rialzo. 9 euro l'ora lordi, anzi no, meglio netti. Ma cosa dici? Facciamo 12 euro e chiudiamola qui. Sembrano discorsi tra matti impegnati a riaffermare il proprio ruolo di Napoleone e nessuno che si chieda chi dovrà pagare le differenze salariali e i relativi contributi, compreso l'effetto rimbalzo sui livelli contrattuali superiori. Il tutto senza considerare che l'Italia è esclusa dall'applicazione di questa direttiva perché i rapporti di lavoro sono coperti oltre l'80% dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per l'esattezza il 92%. Ma di questo passaggio non se n'è accorto neanche Landini, che pur di superare Conte, nella dichiarazione più esagerata, cavalca la proposta senza pensare di buttare così a mare decenni di relazioni industriali. Ci ha pensato Giorgia Meloni a ricordarlo a lui e alla platea dei delegati della CGIL in ascolto. Ma non è finita. In questo pollaio arriva Ellie Starr, che ancora fresca di vittoria congressuale rilancia su tutto. Si appropria di settimana cortissima, salario minimo, e come si trova dà un colpetto anche a diritti civili e ius soli, che a sinistra fanno sempre la loro bella figura. Così l'avvocato del popolo, vale a dire Conte, che appena poche settimane fa agiva da oppositore solitario del governo destrorso, si è visto superato a sinistra e a destra dai competitors e Giuseppe tira fuori l'asso dalla manica, scomodando Keynes. È così che noi poveri ignorantelli di periferia veniamo a sapere che Keynes nel 1930 avrebbe detto che nel 2030 la giornata lavorativa sarà di 3 ore a parità di retribuzione. Parole e voce di Giuseppe Conte che lo ribadisce ai microfoni in un'intervista rispondendo a increduli cronisti. Anche in questo caso nessuno si pone un interrogativo banale. A carico di chi sarebbero questi maggiori oneri? Chi paga? Non è dato sapere, anche se una certa idea comincia a circolare, conclude Marco Bianchi su Italia Oggi. E pensare che la gara a chi la spara più grossa del trio Elli, Conte, Landini è appena cominciata. Si accettano scommesse sulla prossima stravagante proposta del trio sinistro. Chi le spara in libertà per la gioia di Giorgia Meloni. Con questo tipo di opposizione Meloni può governare a lungo. Mentre sul tema dell'uranio impoverito, di cui parlava prima Marco Travaglio, abbiamo da segnalare un articolo sul sussidiario.net. A parlare è un colonnello, Carlo Calcagni, che denuncia: le armi all'uranio mi avvelenarono in Jugoslavia e l'Italia non ammette colpa.
Il governo non ci diede indicazioni giuste e ora non vuole risarcirci. Guarda caso poi nella pagina del sussidiario compare anche il video di Mattarella. Guarda caso, Carlo Calcagni, colonnello del ruolo d'onore, è affetto da una serie di gravi patologie e da una poneuropatia cronica degenerativa irreversibile con Parkinson. Si è ammalato mentre era in missione nell'ex Jugoslavia e come lui tanti militari. Ringrazio Dio, dice il colonnello Calcagni, e i medici che mi curano se sono ancora in vita, ma il tempo è poco, devo ancora fare tanto per gli amici militari che si sono ammalati come me, per colpa dell'uranio impoverito, ma non hanno ricevuto nemmeno il riconoscimento da parte dello Stato. Calcagni lo ha raccontato anche in un'intervista a La Verità. Per sopravvivere è costretto a sottoporsi quotidianamente a 7 iniezioni di immunoterapia ogni mattina, 4-5 ore di flebo e ad assumere 300 pastiglie al giorno, facendo ricorso all'ossigenoterapia all'occorrenza. Ero un atleta, un ufficiale, un paracadutista, un pilota istruttore di volo. La mia vita è stata stravolta, racconta Calcagni. Ieri ho fatto una seduta di plasmaferesi di 7 ore, poi sono tornato a casa e alle 5 del mattino in piedi per andare a parlare nelle scuole. I giovani hanno bisogno di testimonianze. Il colonnello Calcagni è a conoscenza di ciò che ha provocato le sue condizioni di salute. Nel 96, quando era in missione per la NATO, sotto l'egida dell'ONU, i territori dei Balcani furono bombardati con tonnellate di uranio impoverito. I documenti ormai sono pubblici, dice Calcagni. Non c'è nulla da nascondere. Ho pubblicato una videocassetta che i vertici della NATO avevano inviato già nel 95 a tutti gli stati membri dell'alleanza, quindi anche all'Italia, spiegando le precauzioni da adottare in quelle zone di intervento, ma nessuno ne diede comunicazione ai diretti interessati. Lo Stato adesso nega le sue colpe. La Cassazione ha stabilito settimana l'altra che chi è stato esposto alle polveri e nanoparticelle da metalli pesanti ha diritto a un risarcimento. Dopo 20 anni, dice Calcagni, è un risultato importante. Ci è voluto tanto tempo per questo riconoscimento. Quando ho iniziato la mia battaglia ero solo. Tanti commilitoni hanno preferito tacere per paura di perdere la pensione o di lasciare la propria famiglia senza stipendio. Io sono andato avanti. La sua lotta continua tuttora. Carlo Calcagni, colonnello. Armi in uranio mi avvelenarono in Jugoslavia, l'Italia non ammette colpa. Dopo aver parlato con La Verità, c'è un articolo oggi su ilsussidiario.net. Dal sussidiario.net un altro articolo da segnalare, siamo dalle parti del Consiglio dell'Unione Europea che si è concluso ieri, il commento di Giulio Sapelli, il professore economista, l'Unione Sovietica rinasce a Bruxelles. Il governo italiano difende il buonsenso, in Europa sembra comandare la burocrazia sulla politica dei singoli Stati membri, una nuova Unione Sovietica che farà crollare tutto. Le nazioni europee più importanti, quelle che hanno fatto l'Europa, sono divise sulle questioni fondamentali: energia, transizione multifattoriale, posizionamento internazionale non rispetto agli Stati Uniti come un tempo, ma rispetto alla Cina, come succede oggi. L'aggressione imperialista della Russia all'Ucraina ha sconvolto le linee di forza del parallelogramma di potenza europeo. Polonia, Scandinavia, Baltico, oggi e per i decenni che seguiranno, guidano la marcia. Da quando la potenza russa non sarà ridotta alla spoliazione, la marcia sarà guidata dall'anglosfera, che ha in questo plesso di forze gli alleati storici per declassificare la Germania, indebolire come nel Settecento la Francia, costringere l'Italia a un ruolo di mediazione subalterna verso l'Africa e i Balcani. Così la vede il professor Sapelli. Sul sussidiario.net, a proposito di cose europee, c'è un altro articolo che è un'intervista al nostro Alessandro Panza, europarlamentare della Lega e responsabile per le politiche delle aree montane. Farina di insetti, carne clonata, ecco cosa nasconde il cibo green dell'Unione Europea. All'insegna del green, la Commissione sta dando il massimo impulso al novel food e il governo italiano ha approvato 4 decreti. Ecco cosa sta succedendo. È stata concessa l'autorizzazione all'immissione sul mercato delle larve di verme della farina minore congelate, in pasta, essiccate e in polvere, quale nuovo alimento. Dovrà essere però palese ed evidente, il governo ha fatto 4 decreti sulla commercializzazione di queste nuove farine di insetti,
Dovrà essere evidente per il consumatore cosa sta acquistando. Per quanto riguarda la farina di insetti, credo, dice Panza, che il minimo indispensabile sia una chiara ed evidente etichettatura. Intanto, altro tema, lo affronta Gianluca Spera su Atlantico Quotidiano, il virus di Wuhan e l'operazione orwelliana del Virality Project. Censurate anche verità che potrebbero minare la fiducia nell'autorità. Il tema è come sviluppare anticorpi contro un regime sanitario dispotico e distopico. Mentre negli Stati Uniti il presidente Biden ha declassificato gli atti sull'origine del virus, non precludendo la possibilità di scoprire la connessione col laboratorio cinese di Wuhan, la dottoressa Viola, Antonella Viola sulla Stampa, esclude questa ipotesi. Lei ritiene che siano stati i procioni in vendita nei mercati cinesi di Hainan gli ospiti intermedi che hanno provocato il passaggio del Covid dai pipistrelli all'uomo. La dottoressa Viola scrive che la tesi è verosimile, sostenuta da gran parte della comunità scientifica, ma non ci sono prove inoppugnabili. Tuttavia la dottoressa approfitta della questione ancora aperta per tirare le orecchie alle superpotenze impegnate a suo dire a calpestare la scienza. In effetti si scopre che le critiche della Viola sono mosse alle posizioni contraddittorie, scientificamente insostenibili di alcuni settori chiave degli Stati Uniti, cioè il Partito Repubblicano, che vorrebbe strumentalizzare in chiave anticinese l'origine della pandemia. Tant'è vero che i repubblicani hanno messo nel mirino Anthony Fauci, ritenuto dalla professoressa Viola figura leader nella risposta alla pandemia del governo degli Stati Uniti, perché appoggia la tesi dell'origine naturale del virus Fauci. Eppure bisognerebbe ricordare a Viola che il dibattito politico, scrive Gianluca Spera su Atlantico Quotidiano, il dibattito politico è alla base di ogni democrazia e al momento gli Stati Uniti sono guidati da un presidente democratico che ancora non permette l'ingresso nel paese a chi non è vaccinato. È sufficiente citare la vicenda del tennista Djokovic, impossibilitato a partecipare ad alcuni tornei statunitensi perché non in regola con gli adempimenti sanitari, un divieto anacronistico e ormai scientificamente ingiustificabile, ma nulla da fare. Al di là delle tassative esenzioni, l'ingresso negli Stati Uniti è impedito ai non vaccinati almeno fino al prossimo 11 maggio. Su questa norma punitiva non si è pronunciata la professoressa Viola, la quale accusa la Cina di nascondere i dati e i repubblicani di volerne ricavare un vantaggio politico. Tutto questo dimostrerebbe che è necessaria la collaborazione tra stati per affrontare le prossime pandemie, obiettivo che la pone sulla stessa lunghezza del presidente Biden, anche lui è interessato a un'analisi concentrata sulla necessità di scongiurare future epidemie. Alla luce di quanto sta emergendo, la complessiva gestione della pandemia ha palesato la fragilità delle democrazie occidentali che hanno risposto al virus con la sospensione dei diritti e delle libertà. È stato messo in atto, non ne ha parlato nessuno tranne il professor Curini l'altro giorno su Italia Oggi, il Virality Project, che era sostanzialmente una collaborazione tra agenzie governative e centri di ricerca per monitorare tutta la rete e per eliminare, censurare tutto ciò che potesse generare semplicemente delle domande, dei punti interrogativi. Bisogna diffondere solo certezze. Tutto ciò che mina la certezza e la fiducia nell'autorità, cancellato. Questa è la democrazia, se non lo sapevate. È la democrazia 4.0, l'aggiornamento della democrazia. Mentre Bill Gates è il padrone del mondo, il regista delle future pandemie, secondo Paolo Gulisano, in apertura sul homepage della nuova bussola quotidiana. Il tempo del Covid si avvia alla conclusione, ma non deve finire lo stato d'allarme in vista di catastrofi prossime venture. E la linea su come organizzarci l'ha detta Bill Gates in un articolo da padrone del mondo. L'oligarca filantropo, scrive Gulisano, auspica la creazione di un Global Health Emergency Corps, una sorta di squadra di pronto intervento sotto l'egida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma che si muoverà da casta tecnocratica internazionale. L'obiettivo è metterci nella testa a tutti noi che siamo entrati nell'era delle pandemie e dobbiamo vivere nel terrore di ammalarci. Mentre su tempi.it vi segnalo un pezzo di Piero Vietti sui bambini fantasma che dopo i lockdown non sono più tornati a scuola.
Un report inglese denuncia le conseguenze drammatiche della chiusura delle classi durante la pandemia. Abbandoni in aumento, ansia, depressione, rischio di finire in baby gang e andrà sempre peggio. Per quanto concerne sempre la questione Covid, Moderna, una delle case di vaccini, e 400 milioni di dollari al governo degli Stati Uniti. Il Chief Executive Officer di Moderna, Steven Bancel, ha risposto alle domande dei senatori americani sul vaccino per Covid. Secondo la Verità, però, ha aggirato le domande più scottanti e complicate. Il Chief Executive aggira le domande in tribunale. Sui vaccini anche un articolo su Avvenire stamani, così gli stati hanno rischiato più delle aziende, 30 miliardi contro 16. Uno studio italiano per il Parlamento europeo. I governi hanno investito senza contare sulle decisioni economiche fondamentali, ma Farmindustria replica è una visione ideologica. Anche noi con i nostri sforzi abbiamo vinto la sfida. Nella corsa ai vaccini anti-Covid, il rischio finanziario più grande è stato sostenuto dagli stati, cioè da tutti noi, e non dalle case farmaceutiche. Gli stati, tra sovvenzioni a fondo perduto per ricerca e sviluppo e accordi di acquisto prima ancora che i vaccini venissero autorizzati, hanno sborsato 30 miliardi, le case farmaceutiche solo 16. La differenza che cos'è? Un minimo di profitto per il privato, non certamente per lo Stato. Non è tutto. Nonostante i corposi investimenti, i governi hanno contato poco sulle decisioni economiche fondamentali, cioè su prezzi e distribuzione rispetto alle aziende che hanno prodotto i vaccini. Sono queste le conclusioni di uno studio realizzato da Massimo Florio, docente di Scienza delle Finanze dell'Università Statale di Milano, membro del Forum Disuguaglianze e Diversità, assieme ai colleghi di Università Simona Gamba, Chiara Pancotti, del Centro Studi Industria Leggera, su richiesta del Parlamento europeo. Ha prodotto questa ricerca l'Università Statale di Milano. Intanto, che guaio il caldo, a proposito di allarmi, ma il report dell'IPCC, cioè dell'ente dell'ONU che si occupa del clima, è solo una collezione di sciocchezze, scrive Franco Battaglia questa mattina sulla Verità. Le centinaia di pagine redatte dall'organismo dell'ONU sui cambiamenti climatici sono piene di non scienza. Pare che le teste d'uovo ecologiste abbiano litigato con l'aritmetica e il professor Battaglia lo spiega oggi sulla Verità, pagina 16. Mentre Milano è diventata più bella, se ne occupa anche il settimanale Il Venerdì di Repubblica, ma carissima. Dopo Amsterdam e Lisbona è la città europea in cui affittare casa oggi costa di più. Come evitare che a viverci restino soltanto i Ferragnez? Un'inchiesta di Riccardo Staglianò sul Venerdì di Repubblica. Tra le offerte, mansarde pubblicizzate come attici, monolocali con docce in cucina a prezzi folli. Pensate, Piazza Ascoli, 130 metri, 1.040.000 euro per comprarsi casa. Una roba da matti. C'è una bolla immobiliare pazzesca in quel di Milano. La foto di Piazza Gaia Aulenti, quartiere Isola, un tempo molto popolare, oggi tra i più cari. E su questa questione della casa a Milano vi segnalo su Arcipelago Milano, il sito arcipelagomilano.org, lo ha fondato lui, un pezzo di Luca Beltrami Gadola. L'avevamo sentito tanti anni fa, sarà il caso di risentirlo. È un architetto, è milanese doc, classe 1938, ha un'impresa di costruzioni di famiglia da sempre, dal 1963 al 2005 ha lavorato nel settore edile, nel 2009 ha fondato appunto il settimanale di politica e cultura milanese Arcipelago Milano, che trovate anche online, arcipelagomilano.org. Ebbene, c'è la questione affrontata da Luca Beltrami Gadola della casa a Milano e della giunta Sala e dell'assessore Maran. A che punto è la notte? Vi segnalo solo il pezzo perché non facciamo in tempo a leggerlo adesso, ma è molto stimolante e interessante sulla questione dell'abitare a Milano. A Milano c'è la giornata del FAI, tra oggi e domani. 10 chicche milanesi, 122 in Lombardia. Oggi e domani tornano le giornate del Fondo per l'Ambiente Italiano, con aperture speciali e visite guidate a gioielli del nostro patrimonio storico e artistico, solitamente inaccessibili al pubblico. Da Palazzo Marino fino alla Rai, 11 tappe tra storia e curiosità a Milano, da scoprire l'ippodromo, Casa Verdi, l'Istituto Ciechi e appunto altre 11 mete in tutto. Anche a Torino, sulla Stampa di oggi, c'è una serie di
luoghi da visitare, ne parla il delegato Faia alla cultura. Magica per finta la città di Torino, nel secondo dopoguerra è nato il mito della città dell'occulto, la rivelazione del Fai, i triangoli, il portone del diavolo, il mito della fontana angelica sono invenzioni. Vi segnalo poi, a proposito di pagina di cultura, e poi ci salutiamo, il pezzo di Andrea Morigi che fa un'ottima recensione oggi su Libero del libro di Giulio Meotti intitolato La dolce conquista. L'Europa si arrende all'Islam. Cantagalli editore, appena uscito, 448 pagine, 22 euro. Così l'Islam ci sta dolcemente conquistando. Nel suo saggio Meotti racconta di un Occidente che si vergogna della propria identità e si piega alla legge coranica, mentre recensisce la figura di Giovanni Testori, Vittorio Feltri era uno scrittore cristiano ma credeva solo in se stesso, il Testori Corsaro, un libro, Testori Corsaro, edito appunto da La nave di Teseo, autore Alessandro Gnocchi, racconta Testori attraverso gli articoli che firmò per il Corriere della Sera, fustigò il conformismo e l'egemonia culturale comunista. Testori Corsaro è il titolo del libro di Alessandro Gnocchi. Con questo veramente ci salutiamo. Sul 7 del Corriere della Sera vi segnalo però il bel pezzo di Marco Imarisio sul settimanale del Corriere di questa settimana su Smolensk, dove tutti i russi vogliono la guerra. Un viaggio nella città martire di Smolensk, distrutta da Napoleone e da Hitler. Qui il sostegno a Putin è indiscusso e il mito della seconda guerra mondiale domina ovunque. Per voi la normalità e la pace, per noi il contrario. Nel museo ci sono anche i guanti di pelle umana fatti dai nazisti. La città di Smolensk, è molto interessante il reportage di Marco Imarisio sul 7 del Corriere della Sera. Tra poco con voi Antonino Danna, l'Alfa Romeo protagonista. Buon ascolto, buona mattinata a tutti. E non perdete poi, chiedo scusa, non perdete poi anche l'appuntamento con Gemma Gaetani dalle 11 alle 12, perché la cultura passa anche attraverso ciò che si mangia. Avete ascoltato la